Giovanni Battista Tiengo, sono uno psicologo del traffico, membro della Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale, Roma, la nazione del CNEL, e membro della Task Force Europea appunto di psicologi del traffico. Molto utile, ci stiamo occupando di questo aspetto perché siamo convinti che l'incidente, prima che sulla strada, avviene nella testa, nel cervello. Quindi è importante la figura dello psicologo che aiuta l'autista, l'utente della strada a conoscere se stesso, il proprio comportamento, il comportamento degli altri, spesso vittime o cause di incidenti stradali. Allora l'idea è di formare anche in Italia la figura dello psicologo del traffico, al quale attingere ovviamente nell'insegnamento delle autoscuole. Svolge così. Ci sarà la mia introduzione, che non ho ancora fatto, tra poco, sulla contestualizzazione dello psicologo del traffico in Italia nel contesto un po' europeo. Io vengo anche da una task force europea e quindi sto collaborando con altri colleghi di diverse nazioni in Europa e ho un po' la visione anche di cosa succede all'estero. Questo mi permette anche su alcune cose di non dover sempre iniziare da capo. Se esperienze positive già avvengono, le mettiamo insieme. Quindi ci sarà una mia introduzione, contestualizzazione un po' della psicologia del traffico, poi diciamo il clou, progetto specifico che si chiama Noi Sicuri, sarà presentato da Paolo Goglio, che è il coordinatore nazionale di questo progetto Noi Sicuri, che è nato senza gli psicologi. A un certo punto ci siamo incontrati e da qualche tempo, non tantissimo, ma qualche tempo, abbiamo già sperimentato un po' questa sinergia. Si chiama progetto Noi Sicuri, che ha una sua peculiarità, la dirà lui, non voglio anticipare, ma sta nascendo anche con la collaborazione degli psicologi. Poi ci sarà una relazione della collega Manuela Bina, che viene dall'Università di dei di pregiudizi Torino, che poi limitano, diciamo, l'operatività dei comuni stessi. Questo progetto che io dirigo è nato ormai, che in realtà ho iniziato nel 2007 e tuttora, diciamo, coordino a livello nazionale, che vede la partecipazione ormai di diverse aziende, perché le aziende sono in realtà una risorsa molto interessante e molto importante, purché logicamente facciano del giusto business ma non forzino la mano, come è successo proprio in quel settore di cui parlavamo prima, dove il privato molto spesso ha esagerato, per cui ha cercato di forzare la mano. Ecco, quindi l'idea delle aziende che partecipano a questo progetto è un giusto business, una giusta entratura nei comuni, però, ripeto, tutto con una finalizzazione ben chiara verso il discorso sicurezza stradale. Questa è un po' la rappresentazione grafica del progetto, quindi credo che sia intuitiva la modularità delle singole fasi, per cui sicuramente ha un peso la tecnologia nel migliorare la sicurezza sulla strada, ha un peso la normativa non tanto inteso come cambiamo le norme, perché non è chiaramente il nostro potere, l'ho precisato prima, è un progetto che parte dal basso, quindi è un progetto che parte dai comuni, meglio ancora se comuni piccoli, vi spiegherò poi perché, ma il problema della normativa è che non è conosciuta, cioè viene conosciuta poco, applicata male, e spesso anche questa è applicata sulla base di come vogliono i giornali. Faccio un esempio banalissimo: il giornale dice il vigile quando fa il controllo deve essere visibile, benissimo, il vigile si mette visibile, poi non è proprio così, no? Quindi il vigile non applica a questo punto quello che è la norma, ma quello che la consuetudine e la gente, di fatto l'opinione pubblica, pretende poi da lui. Quindi conoscere la normativa, applicarla in modo giusto, portare i comuni a conoscerla e quindi applicarla nel modo migliore, può diventare un elemento decisivo. Il codice etico è in pratica una sorta di guida, di proposta etica ai comuni per fare un'operatività indiscutibile da un punto di vista proprio pratico-morale. Velokei entra in questo filone appunto di educazione e di formazione ai comportamenti più utili ed efficaci per la sicurezza stradale, per una cultura della sicurezza stradale.